Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30 che apriamo con la cronaca. La Polizia di Stato di Trieste ha infatti arrestato un uomo di 52 anni di Gorizia e ha denunciato 2 persone, una di Napoli e una di Padova, sequestrato criptovalute e decine di migliaia di file di pornografia minorile nell'ambito dell'operazione Web Oscure eseguita oggi dalla Polizia Postale delle Comunicazioni, Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online. La perquisizione eseguita nei confronti dell'arrestato, che aveva in maniera molto accurata protetto i suoi account e i suoi sistemi con tecniche per rendere anonima la presenza in rete, ha consentito di rinvenire più di 30.000 file pedopornografici con bambini anche molto piccoli raffigurati mentre venivano sottoposti a violenze e sevizie. Gli agenti della Polizia Postale hanno trovato anche 2.000 chat contenenti richieste di scambio di materiale pedopornografico. In questi messaggi l'uomo arrestato proponeva a interlocutori nel dark web cataloghi raffiguranti minori che sarebbero stati disponibili per incontri sessuali dal vivo. È stato inoltre trovato un wallet, un portafoglio per la gestione delle criptovalute dove confluivano i proventi della vendita del materiale multimediale raffigurante. I minori sono ancora in corso accertamenti anche di carattere internazionale per riscontrare l'effettiva e reale disponibilità dei minori proposti nei cataloghi e per identificare gli altri interlocutori dell'arrestato, secondo quanto riferito. Le 2 persone denunciate in provincia di Padova e Napoli hanno scambiato messaggi con l'arrestato per organizzare in un caso un incontro con minori di 14 anni per scopi sessuali e per ricevere materiale pedopornografico. Le perquisizioni a loro carico, eseguite con la collaborazione della Polizia Postale di Venezia e di quella di Napoli, hanno consentito di sequestrare numerosi dispositivi informatici contenenti materiale pedopornografico, oltre agli account utilizzati. E rimaniamo sempre sulla cronaca, andiamo a Udine dove è finito in carcere nella casa circondariale di Via Spalato per aver violato ripetutamente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento alla ex convivente a finire in cella a seguito dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Udine. Un ragazzo di 25 anni residente nel capoluogo friulano con precedenti. Il giovane si era precedentemente reso responsabile di atti persecutori consistenti in minacce e percosse nei confronti della ex compagna a partire dal mese dell'agosto 2020. Lo hanno arrestato nel pomeriggio i carabinieri di Martignacco. E voltiamo pagina. Da lunedì prossimo via la mascherina all'aperto. In zona bianca sparisce infatti l'obbligo di indossarla. La decisione è stata presa dal Comitato Tecnico Scientifico e sarà formalizzata con il decreto del governo. Resta l'obbligo sui mezzi di trasporto pubblico, nei negozi e centri commerciali e anche nei locali al chiuso, salvo quando si è seduti a tavola. Sentiamo. L'ufficialità si avrà con il decreto del governo che dovrebbe essere firmato venerdì dopo l'analisi del monitoraggio settimanale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma l'annuncio del superamento dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in zona bianca a partire da lunedì 28 giugno lo ha dato sui profili social il ministro della Salute Roberto Speranza dopo una nota del Comitato Tecnico Scientifico che si è riunito ieri sera. Il presidente del CTS, Franco Locatelli, ha anche detto che al chiuso, se tutti i presenti sono vaccinati, si può valutare di toglierla. La decisione spetta comunque al governo. Il via libera è arrivato dopo che gli esperti si sono trovati d'accordo in merito al fatto che la circolazione del virus è bassissima all'aperto. La mascherina potrà non essere indossata solo in zona bianca e dalla prossima settimana ciò dovrebbe riguardare anche la Valle d'Aosta, unica regione al momento in giallo, e solo se non ci sarà rischio di assembramenti. Più punti di ritorno alla normalità si ottengono, meglio è. Ovviamente bisogna utilizzare la cautela, sicuramente abbiamo una diffusione in Italia, in regione, incomincia ad avanzare la variante e quindi la cautela serve, però devo dire che la campagna vaccinale e i numeri di contagi in questo momento ci permettono di essere relativamente ottimisti. L'utilizzo della mascherina resta obbligatorio a bordo dei mezzi pubblici e durante i viaggi in treno e in aereo. Lo stesso vale anche quando si entra in negozi e centri commerciali. Quanto ai locali pubblici, il personale dovrà sempre coprire naso e bocca con la mascherina, all'aperto come al chiuso. I clienti invece potranno toglierla all'interno di bar e ristoranti solo quando seduti al tavolo, come accade ora.
E tutti a partire dagli operatori sanitari siamo chiamati a fornire il nostro contributo per dare un'ultima decisa spallata al virus. Appunto, i dati sull'andamento dei contagi confermano che la somministrazione del vaccino è la strada maestra per sconfiggere il Covid e anche le sue varianti. E l'appello lanciato oggi dal segretario provinciale di Funzione Pubblica CGIL di Udine, Andrea Traunero, all'indirizzo dei dipendenti dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, circa 1300, secondo quanto riferisce il sindacato, che al momento non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione. Intanto a livello nazionale sono state avviate le prime procedure per la sospensione dei sanitari non vaccinati. Proprio poco fa è stato organizzato un flash mob Pro-Vax all'ospedale di Udine, ne parleremo poi durante A Voi la linea. E voltiamo di nuovo pagina, torniamo alla cronaca. Lavora nei campi quando improvvisamente si imbatte in un pericoloso ordigno bellico. È successo in località Medeazza, siamo nella zona di Trieste, a un uomo che ha immediatamente chiamato il 112. Una volante del commissariato di Polizia di Stato di Duino ha così messo in sicurezza l'area e ha richiesto l'intervento del nucleo regionale artificieri antisabotaggio. Gli specialisti lo hanno rimosso con estrema cautela, visto che l'ordigno, un proietto da mortaio calibro 75 mm della Prima Guerra Mondiale, si presentava integro e completo di spoletta. Una volta prelevato è stato portato altrove dagli artificieri ed è stato fatto brillare e messo quindi in sicurezza. E parliamo adesso di una zona molto bella del nostro Friuli. Dopo anni di interventi sulle sue sponde, oggi infatti il lago di Ragogna, ultimo bacino intramorenico della regione, è completamente attrezzato per passeggiate, gite in bici, bird watching, pesca sportiva. Le infrastrutture sono state realizzate dalle amministrazioni comunali di Ragogna e San Daniele del Friuli. Vediamo. Grazie a un progetto di recupero avviato dall'amministrazione comunale di Ragogna insieme a quella con termine del comune di San Daniele del Friuli, in pochi anni il lago di Ragogna è divenuto sempre più meta di passeggiate, gite in bicicletta, di bird watching, pesca sportiva e momenti di relax nel verde, lontano dalla confusione. Ultimo bacino intramorenico della regione, di origine glaciale, formatosi 12.000 anni fa, lo specchio d'acqua ha una forma ellittica, un diametro di 700 metri e una profondità che varia dai 9 ai 10 metri. Qui vegeta ancora la castagna d'acqua assieme alle ninfee e ai ranuncoli. Grazie a numerosi e costanti interventi, tutti finanziati dalla Regione, le sponde dello specchio d'acqua sono state attrezzate con camminamenti, ponticelli in legno, vialetti, giochi per bambini, spazi per le bike e tabellonistica illustrativa che spiega le caratteristiche di flora e fauna. C'è anche un grande osservatorio che dall'alto permette di scrutare, senza disturbarle, le numerose specie di uccelli migratori in transito, ma anche la variegata avifauna stanziale. Per i 2/3 il lago ricade nel comune di Ragogna e per la restante parte in quello di San Daniele del Friuli. Entrambe le amministrazioni municipali lavorano anche al mantenimento della sentieristica di accesso che da diversi punti permette di raggiungere il laghetto, regalando scorci molto suggestivi, in particolare sul colle della Città dei Prosciutti. E dalla collinare adesso ci spostiamo in montagna, ennesimo caso di difficoltà nel soccorso di una persona ferita nella zona di Ucea. Siamo in Varresi a causa dell'assenza totale di copertura della rete telefonica mobile ormai da decenni. Un motociclista ferito è stato costretto a raggiungere la Slovenia per ricevere le cure mediche, a farsi portavoce di un disagio che riguarda non solamente turisti e residenti. È la sindaca di Resi, Anna Micelli, che appunto porta come interprete anche il disagio dei sanitari che devono intervenire e non trovano la persona da soccorrere. Una situazione, dice il primo cittadino, che ormai è diventata insostenibile. Sentiamola. Da decenni ormai la zona di Ucea non è coperto o è coperto a singhiozzo dalla rete mobile. I fatti che sono accaduti domenica 13 giugno io credo che non debbano mai più verificarsi. Un motociclista si è recato in paese a Ucea proprio per chiedere agli abitanti se poteva accedere a un telefono fisso, visto che la telefonia mobile non c'è, non è possibile accedere. Gli abitanti gli hanno risposto che purtroppo i telefoni non funzionavano, per cui questo motociclista che voleva chiamare il 112 per un altro centauro che era caduto ed era finito contro un muro, è dovuto andare fino a Pradielis. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per 2 ore hanno cercato un ferito che nel frattempo
aveva trovato altre risposte verosimilmente, e io immagino che si sia recato verso la Slovenia, dove il segnale è effettivamente presente di telefonia mobile, e quindi ha trovato, immagino, un soccorso diverso. Nessuno non deve avere la possibilità di fare una chiamata dignitosa di soccorso che mette a repentaglio la propria vita o chi appunto è in difficoltà. E tra l'altro non dimentichiamoci di chi soccorre, perché sono persone che fanno il loro lavoro, lo fanno bene, ma in quelle condizioni lavorano in estrema difficoltà. Di certo questa situazione non è più tollerabile. E siamo adesso in area isontina, visita ufficiale al cantiere della Valletta del Corno, dove sta nascendo il Central Park goriziano. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha eseguito un primo sopralluogo con l'assessore regionale Fabio Scoccimarro e gli assessori comunali Adriana Bellana e Francesco Del Sordi. Sentiamo. Appuntamento oggi abbiamo avuto il piacere di avere con noi l'assessore regionale competente all'ambiente Fabio Scoccimarro, l'abbiamo accolto insieme all'assessore Bellana e all'assessore Del Sordi per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori. La Valletta del Corno sarà stupenda, in quella direzione lì avremo quello che abbiamo proposto all'amministrazione regionale, una zona picnic, ma avremo zona per lo skate, zona perciò attraversamenti con ponticelli, attraversamenti sotterranei, abbiamo stupendi bunker della prima guerra mondiale e abbiamo letteralmente un parco, come fosse un parco del Cormor, come fosse un bosco romagno nel centro della città, accessibile direttamente da 7 ingressi, perciò da via Brigata Casale, da Vicolo del Guado, da viale Virgilio, dal viale 20 settembre. Avremo nel centro della città un posto stupendo, verde, un polmone verde utilizzabile da parte di tutti i cittadini. Contiamo di riuscire a realizzarlo entro l'estate del prossimo anno e perciò naturalmente sarà un invito per tutti a frequentare questo polmone verde di Gorizia. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30, grazie a Gian Domenico Ricci e ad Andrea Bentley in regia, grazie ad Apressi per la messa in onda, ma rimanete con voi perché tra pochissimo con Alexis Sabot c'è a voi la linea con collegamenti e dirette dal territorio. Grazie per l'ascolto e un buon pomeriggio.